Buona sera a tutti e benchiatas con Novis. I militari russi sono ormai arrivati a mettere sotto assedi la capitale dall'Ucraina e Kiev, dalla seconda di guerra. Una crisi di dimensioni storiche che per l'Italia e per l'Europa sarà lunga e difficile di tornare a mettere a posto, l'ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi dentro dall'informativa urgente in Parlamento sulla guerra. Dopo Udine, intanto, anche Pordenone ha organizzato una marcia per la pace che dalla capitale dal Friuli Occidentale si farà ai 2 di marzo, la stessa di che Papa Francesco ha invitato tutto il mondo cattolico a digiunare per la pace. E torna sotto di quote 10% l'occupazione delle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia e dunque la nostra regione passerà in zone sale. Poco noi cambierà però per ciò che riguarda le limitazioni, perché qui il 31 di marzo finirà l'emergenza sanitaria. Numeri che sono in linea con la tendenza nazionale, dove che la media è in calo, tanto per le terapie intensive che per i reparti ordinari, come anche l'indice RT e l'incidenza settimanale di casi per ogni 100.000 abitanti e sono 15 pazienti ricoverati dalle terapie intensive regionali colpe dal Covid, invece altri 250 persone si sono ricoverate in altri aree medici. Sono da ora calà forti i numeri della pandemia in Friuli Venezia Giulia, che tali ultimi ore si è fatto segnare 692 nuovi casi di infezione a fronte di quasi 6.000 tamponi molecolari e 6.166 test svelti. 33 ospiti di chiese di ricovero per anziani sono risultati positivi e così anche 13 lavoratori. 5 morti, di che anche una femmina di 62 anni che è mangiata in ospedale. Marco Turco non è più il sindaco di Tor di Giuin. Il TAR regionale l'ha annullato in schede a tante le bastate per ribaltare il risultato elettorale. Il nuovo sindaco Enrico Monticolo non gli era stato eletto perché è più vecchio di età di 3 mesi con 544 preferenze scompagni schiappati di tutti i due. Ma l'annullamento di una schede cambia tutto con Turco che come al passa l'opposizione Monticolo che varrà di mettere in pis la sognove giunte dut cash Turco che l'ha tenuto in mano il comune dai 4 di ottobre in ca al potrà decidere di fare appello al Consiglio di Stato. Il consigliere regionale Antonio Lipoli l'ha panduto e la sua decisione di passare dal gruppo consigliare della Lega che è di Fratelli d'Italia. La mia decisione, alla DIT, non annuia ce fa con la qualità dell'amministrazione regionale, ma è leale alla situazione nazionale. Benvenuto al consigliere Lipoli, sarà declarato il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Fratelli d'Italia al Crescia, l'Anta, al Benda, la nostra regione alla Scerat Rizzetto garantint la poi all'azione della giunta regionale. Secondo fin di settimane di file che si lavora di notte sulle tierce corsie dall'autostrada A4 il Tantor di Cantir da Alvisò poi al gruppo di Puarta. Scomincià dalle vote di sera di sabato fino a mattina di domenica e sarà scerata la data di Tisane a Puarta in direzione di Vignesi per permetti il trasferimento del traffico dalle macchine sulla nuova sezione realizzate in direzione Trieste. L'inizio dal Cantir in che il tocco invece calmene verso il Veneto. Attaccheranno qui 14 di marzo i lavori per la nuova pavimentazione di Placciute Marconi a Udine. Il vice sindaco Loris Michelini si è acchiattato con i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato e le associazioni del territorio per stabilire il programma dal Cantir. È un intervento importante, ha sclarito Michelini, che di una banda avrà bisogno di un'epoca di pazienza da bande di ducce, ma di che altre la valorizzare che stabilisce in tocco dalle nostri centri storici. Il valore dell'opera è di 100.000 euro, per una durata che si pensa sarà di 5 mesi. Elisa Toffoli è tornata dalla Somma un Falcon, la cantante che ieri va de seconda dall'ultima in Sanremo e ha organizzato un concerto benefic dal teatro comunale partita su Vespa l'associazione Voi come noi che si occupa di giovani autistici. Il spettacolo in prima resta programmato per il mese di gennaio quando era dell'adulto esaurita, ma la situazione della pandemia aveva obbligato a rinviare. La comunità di Monfalcone alla fine del concerto ha regalato a Elisa un ebreo di skateboard.
Prin incontri ufficiali, IR per la realizzazione del nuovo stadio di Ballon del Pordenone, dopo gli anni passati, tant che ospita al Teghil di Lignan, come ha voluto tornare a giocare in un stadio di città. Al primo incontro in presenza permette ad une tavole tecniche, il sindaco Alessandro Ciriani e il presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Il Ballon ha bisogno di una chiesa in città, l'ha commentato Lovisa, un impianto moderno a misure di tifosi che può aiutare a tornare a livelli di crescita come in vutta gli anni passati. E avanti dome Miegiore all'inizio della sfida fra Milan e Udin a San Siro. I bianconeri si sono clamati a replicare la buona prestazione fatta via di quinti la Lazio. Tutti i partiti di Serie A scominceranno con 5 minuti di ritardo come proteste dalla FIGC alla guerra in Ucraina. Subito dopo la fine di questa edizione di Novi si scomincerà poltronissima perché insieme la partita con ospiti in studio e collegamenti con i tifosi. E anche per lo sgnot alle DUT si torna a via di Lunis, alle Snuf, mancul vinche di sera. Mandi e buone serate.